Amici bellini, ero tentato di fare una copertina con una sfilza di nomi, proprio tutti i nomi, solo nomi di calciatori, tra i nostri, quelli che infortunati, quelli che ritornano e dobbiamo capire se li riscattano o ritornano da noi, quelli che dobbiamo riscattare e quelli che stanno facendo delle schifezze in zona Lombardia, insomma sono tutti i nomi delle... Cominciamo! Però non lo so, forse in copertina, in Lukaku ci ho messo la copertina, perché la notizia di oggi, quella che mi ha incuriosito di più, è che Lukaku è tornato in Belgio e si è fatto male alla caviglia, cioè parliamone. Io vi ringrazio sempre per la vostra presenza, non è facile in queste giornate dove non succede nulla di complicato o di pregnante, se non i soliti discorsi su Conte, sul futuro, e si parla molto di futuro, però mi sa che devo pigliare lo scavetto. Prendo lo scavetto perché parliamo di tutte le cose che escono. Però prima, mentre voi lasciate un like in questo spostamento, ve la ricordate questa schermata, la schermata delle liste? Appena insomma finisce il campionato, noi utilizzeremo questo come sfondo perpetuo per tutti i video, perché dobbiamo capire, dobbiamo analizzare. Io qua in rosso avevo messo quelli là un po' infortunati all'epoca, l'ultima volta che avevo utilizzato questa, però dobbiamo capire tutti questi qua, perché alcuni sono stati venduti insomma a termine definitivo e quindi non c'è problema, altri potrebbero rientrare alla base e dobbiamo capire se uno ci punta, se non ci punta, se è Conte alcuni li escludi automaticamente, se invece non è Conte si potrebbe ragionare, e quindi fanno notizia i vari Lucca, i vari Lang, dobbiamo capire, si sta parlando di nuovo di Lindstrom. È paradossale, adesso noi stiamo giocando con quel modulo con cui Lindstrom si sarebbe dovuto trovare meglio, insomma tra le linee eccetera eccetera, chissà, magari chissà, e cose varie, Caiuste eccetera eccetera. Adesso si parlava di Rafa Marin, si è parlato, ho letto così, ma apriamo lo scavetto un attimo, ci rispostiamo per vedere tutte le cose. Io ieri ho fatto il video della semifinale perché non c'era molto altro da dire e oggi ce ne dovrebbe essere un'altra, ci rispostiamo da questa zona qua. Questa è la notizia che più mi sconvolge, anche perché ci avevano detto, e non mi ricordo se ne abbiamo parlato perché non meritava un video apposito, che Lukaku era tornato a Napoli, ha avuto un incontro con Manna, con De Laurentiis, con la società. Ci hanno detto anche, non lo so se questo è avvenuto, insomma che Conte non era presente a questo incontro che hanno avuto e subito dopo l'incontro se n'è ritornato in Belgio. Ci potrebbe essere stato un chiarimento, ci potrebbe essere stata, diciamo, una discussione dove tu dici non dovevi fare così, questa è la multina, una maxi multina che ti diamo, per dare anche l'esempio, perché sennò si sfascia, se ognuno fa quello che vuole non si può fare. E se sei infortunato, hai portato il certificato, guarda tengo questi problemi, oppure abbiamo fatto i controlli del tuo stato fisico, ne ritorni d'accordo con noi a rifare una riabilitazione in Belgio, benissimo. Ma abbiamo saputo che sta svolgendo la riabilitazione, quindi se ne è ritornato su, poteva essere una telefonata, una mail, però si sono incontrati, così ci dicono, non ho proprio idea. Sta svolgendo la riabilitazione al centro sportivo Anversa, è stato costretto a interrompere la seduta dopo meno di un'ora a causa di un problema alla caviglia. Stavo partendo per Los Angeles, stavo sull'aereo. E l'hanno fatta scendere? No. Il belga ha lasciato il centro di allenamento visibilmente preoccupato e le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore con esami più approfonditi. Io non so questo HLN, fonte sportiva belga, quanto sia poi affidabile, perché se noi leggiamo una notizia e ci arriva da un romano, nemmeno io mi fido più di tanto dei vari corrieri, dei vari gazzetti. Non lo so se questo è un TVZ, telemarketing mercato, prendiamola per quella che è. Io ritengo e ho ritenuto sempre Lukaku, a prescindere, infortunato, non ci ho fatto grande affidamento. 3 punti ce li ha dati, perché ce li ha dati, però non l'ho mai considerato abile e arruolabile. Certo, nelle partite bloccate
Conte lo ha bottato dentro per cercare un assalto e una volta è anche andata bene, però in questo momento con un Højlund che non sta nel massimo della brillantezza, sta accusando secondo me l'intera stagione sulle sue spalle, avrebbe fatto comodo anche pochi minuti, avrebbe fatto comodo anche un Lukaku. In questo momento abbiamo come alternativa solamente Giovane oppure adattamenti tipo che ci metti McTominay, tipo che ci metti il De Bruyne falso 9, ci butti altra gente là davanti. Non abbiamo grande potenzialità offensiva in questo momento, si fa un gran parlare dei gol fatti e dei gol non fatti, i confronti con le altre annate non stiamo andando benissimo, lo dobbiamo ammettere, perché anche se ci sono dei presupposti e delle possibilità, noi stiamo un pochino dimenticando che quando è che il Napoli è andato veramente bene con questo nuovo modulo e quando c'era Neres accanto a Højlund, anche quando c'era Vergara, insomma, che si alternavano. Sto laggando da morire solo per il cellulare. Vabbè, leggiamo a volo, facciamo così, vi fidate? Mi sposto, dovrebbe andare bene. Quindi Lukaku così, quasi sicuramente saluterà a fine stagione e dice uno degli obiettivi per sostituirlo, si parla di Pinamonti. Pinamonti assomiglia a quel giocatore tipo Lucca, tipo Piccoli, nel senso giocatori che in squadre medio-piccole possono fare il loro campionato quando sono sempre titolari e hanno una fiducia assoluta. Quando poi diventano dei comprimari bisogna vedere se hanno un effetto Simeone, e cioè Simeone anche da comprimario ha fatto molto bene con noi, oppure si perdono un pochino perché non sentono la fiducia e alla fine fa tutto la testa. A me Pinamonti non dispiace come caratteristiche a prescindere, però devi vedere che impatto ha. Si continua a parlare di Alajbegovic con interessati Inter, Napoli e Roma, il discorso di Rafa Marin, il discorso di Noah Lang o Noah Lang come preferite, e poi c'è la lista dei nomi che per fortuna non coinvolge nessun giocatore del Napoli. Io insomma i nomi sono diventati di pubblico dominio, quindi non è che li prendo e li sputtano io, dicono, e che ne so. In testa c'è Daniel Maldini, Stankovic, Pedersen, Volpato, Bastoni, Bellanova, Bisse, Hakimi, Coutinho, Skriniar, quindi anche giocatori che non fanno più parte della Serie A, Carlos Augusto, De Winter, Leao, Giroud, Menez, Scamacca, Ruggeri, Nuno Tavares, Isen o Hausen, non lo so se è proprio quello là, Vlahovic, Artur Melo, Alvaro, non lo so chi è Alvaro, se è Alvaro Morata o Alvaro Vitali all'epoca, non ne ho proprio idea. E questa è un'inchiesta che sta girando, non ne sto sentendo parlare in maniera approfondita, però c'era un video che stava girando molto tempo fa dove si vedeva Vlahovic in testa in un albergo, sembrava insomma la telecamera di un albergo con molte ragazze dietro, un altro così, e cercavano la stanza più adatta per poi fare le cose, non ho proprio idea, insomma. Vediamo se ci sono degli sviluppi, delle cose interessanti, perché pare che non è tutto pulito quello che sta uscendo, ma bisogna approfondire. Che faccio a fare un video solo per quello? Non ha senso. Dopodiché io per la programmazione, insomma, oggi c'è Atalanta-Lazio e proverò a rilasciare un commento al riguardo più tardi, magari su Calcio Fluido, sull'altro canale. Paradossalmente, incredibilmente, domani già siamo in vigilia di Napoli-Cremonese. Si gioca a Napoli, lo sapevate? Vi interessa ancora? No, perché la Cremonese è una squadra che si sta lottando punto a punto, è una di quelle poche squadre che ancora ha degli obiettivi in campionato, ancora possono dover dare tutto e cacciare Scienza. Ve lo ricordavate? Scienza, un centrocampista che praticamente occhio, perché l'hanno annullato il gol a Baschirotto contro il Torino, decisione al limite. Secondo me, nel momento in cui, per me ci può stare sia il chiamare il fallo di Baschirotto, non so se avete visto le immagini, Paleari va per bloccare, Baschirotto mette il piede e anticipa, lo fa contemporaneamente, Paleari è in possesso di palla. Secondo me siamo veramente al limite, situazione super grigia. Se nel momento in cui la situazione è super grigia e non è chiaro ed evidente una cosa, dici no, lo teneva bloccato, oppure no, non l'aveva proprio presa, la decisione dell'arbitro deve rimanere. L'arbitro l'aveva dato buono perché ha pensato all'anticipo, ci hanno messo minuti e minuti per poi mandarlo a rivedere. In quel caso io tendo a preferire, nel dubbio generale,
d'Italia. Sembra quasi che sai, Poco. Allora, quello che ha visto l'arbitro in campo nella dinamica e nelle... Quindi Cremonese in qualche modo stava per sbloccarla quella partita e avrebbero 2 punti in più sul Lecce, che poi è andato anche a recuperarla con la Fiorentina. Quindi non è una squadra che tu dici mamma mia arriva la Cremonese che paura, però è una squadra viva, è una squadra che sta cercando di rimanere in Serie A, e quindi non si può pensare che uno va là, se fosse il Napoli in grande spolvero di qualche tempo fa, uno dice vabbè, un sol boccone, non c'è problema. Il Napoli deve fare il suo dovere, ovviamente, perché poi dopo la Cremonese ci sono partite che dobbiamo andare a Como, il Como di cui abbiamo parlato, poi dobbiamo fare Napoli-Bologna, il Bologna che non tiene niente da vedere, dichiarazioni di Italiano che se le avesse fatte Conte aiutatemi, perché Italiano ha detto la stagione è già finita, mamma mia, quindi veramente aiutatemi. Poi c'è un Pisa-Napoli dove il Pisa sarà probabilmente già retrocesso, e quindi squadra che non ha stimoli o squadra tranquilla che si gioca la sua partita davanti ai suoi tifosi e se si deve togliere uno sfizio se lo toglie, per poi andare a chiudere con Napoli-Udinese, e sappiamo che l'Udinese è una di quelle squadre che ci mette spesso in difficoltà. Quindi con la Cremonese dobbiamo farli questi punti, ragazzi, dobbiamo farli e dobbiamo stare molto attenti, e non so nemmeno se potrò fare la live perché sta aumentando assai il lavoro. Se voi vedete quasi inversamente proporzionale la qualità dei video, la mia disponibilità su YouTube si abbassa un pochino quando poi ho molta più musica che sale, e quindi proprio praticamente non riesco a fermarmi a trovare il tempo così, perché in teoria quello dovrebbe essere sempre il mio primo lavoro. Ma io vi ringrazio per la vostra pazienza. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Si parlerà molto di mercato, quindi state tuned, iscrivetevi al canale. Noi analizzeremo tutte quelle che sono le voci, plausibili o meno. Tanto abbiamo visto che Napoli è capace di colpi alla De Bruyne, è capace di colpi alla Marianucci, e poi non è detto che il De Bruyne ti funziona, il Marianucci no. Alla fine stringi, spendere tanto abbiamo visto che non significa che è garanzia di successo. Alle volte prendi un giocatore a meno soldi e ti fa una riuscita migliore, quindi noi dobbiamo accogliere i nuovi nomi con grande tranquillità, e se ci piacciono o non ci piacciono lo diciamo, e poi stiamo lì ad aspettare a vedere che riuscita fanno. Un abbraccio e un bacio, a presto.